Non è più un appello, è un out-out. Mittenti i sindaci del Carroccio, destinatario il governo di centrodestra a traino Meloni. Il fenomeno deve esaurirsi, deve fermarsi, non è possibile avere flussi costanti di questo tipo che possono prolungarsi negli anni, perché l'Africa è grande, i paesi di origine sono molto popolosi, questo disordine deve finire. Da Vittorio Veneto a Noventa a Padovana la musica non cambia, anzi. C'è qualcuno che si è assunto questa responsabilità, se ne assuma la responsabilità, faccia il suo lavoro, aveva detto che avrebbe fatto i blocchi navali, i rispedimenti, incominci a fare qualcosa. Qua c'è una competenza che è governativa, se ne devono assumere le responsabilità chi è al governo, non scaricarle ogni volta sul sindachetto. A Vittorio Veneto il primo cittadino è lapidario. Con i circa 200 migranti già ospitati nella struttura del CEIS di Serravalle è impossibile dare ulteriore apertura. Direi che la mia città ha già dato e che altri spazi non ne ho a disposizione. No agli hub e no all'accoglienza diffusa. Chi non ha diritto di stare in Italia deve essere rimandato indietro. Questa è la linea ufficiale della Lega, gli fa eco Bano, che in questi giorni a Padova ha visto aprirsi le palestre per i primi dei tanti migranti in arrivo in Veneto. L'unica soluzione praticabile, continua, è l'utilizzo dei centri di permanenza per i rimpatri. Meglio si vicini a un aeroporto. E lo sfogo nei confronti del governo non finisce qui. Smetterla di scaricare le responsabilità ogni volta sul comune, minacciando i sindaci dicendo beh, se non volete l'accoglienza diffusa sono 3-4 ogni 1000 abitanti, non è un problema, se no siamo costretti a fare le tendopoli. Ecco, questo lo trovo sbagliato, lo trovo un ricatto inaccettabile. Ma che il tema inneschi un cortocircuito politico lo dimostra il fatto che il primo a parlare di rischio tendopoli senza accoglienza diffusa sia stato proprio il compagno di partito nel Carroccio, Mario Conte. Mario, che è un grandissimo amico, ha fatto una proposta da un punto di vista amministrativo, piuttosto di un hub facciamo l'accoglienza diffusa. Per l'amor di Dio è una proposta, dopodiché c'è una linea politica di partito, c'è un segretario eletto Alberto Stefani, c'è un segretario federale Matteo Salvini, non è questa la linea della Lega è per i CPR. Resta, nel caos di quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane, un dato concreto, ben chiaro, al sindaco di Vittorio Veneto. Una cosa è accogliere, una cosa è allocare la gente senza servizi alla disperazione, cioè, o le cose si fanno bene o se no è meglio non farle.